È nato in Veneto un vero e proprio gruppo operativo per la coltivazione della canapa, un progetto sorto attorno a diverse priorità e obiettivi per garantire al Veneto la produzione di una cultura che può trovare tantissimi impieghi virtuosi, dall'alimentazione umana a quella animale, dalla cosmesi all'abbigliamento. Un gruppo operativo dal punto di vista scientifico e territoriale che coinvolge, oltre a Coldiretti Veneto, Treviso e Rovigo, anche 3 aziende agricole, l'Università di Padova e il CREA-C di Rovigo. Oggi stiamo rilanciando un progetto per spiegare agli agricoltori l'opportunità che può creare la coltivazione della canapa e anche la commercializzazione e l'utilizzo di questo prodotto. Gli agricoltori stanno dimostrando di crederci perché negli ultimi anni la produzione di canapa è decuplicata, in quanto, ribadisco, insomma, gli agricoltori ci stanno credendo e intravedono una possibilità di reddito. È un progetto che nasce dall'idea di un gruppo di allevatori, e questa è la cosa particolare per Treviso, perché si vuole tentare di mettere a regia un sistema di alimentazione basato anche sulla canapa, visto e considerato che sulla Castellana, in particolare sulla parte bassa del Trevigiano, era una coltura che storicamente c'era. Un progetto che nasce inizialmente da una logica di coltivazione della canapa su Rovigo e si sviluppa a Treviso per la parte zootecnica, con l'obiettivo di poter sostituire alcune farine destinate all'alimentazione animale con quelle derivanti dalla coltivazione della canapa. Vogliamo cominciare con un particolare tipo di allevamento che è l'allevamento di vitelli a carne bianca. Quindi vorremmo provare a inserire il seme di canapa o la farina che deriva dopo dall'estrazione dell'olio nell'alimentazione del vitello a carne bianca. Il progetto è triennale, quindi i risultati definitivi saranno disponibili alla fine, però noi tendiamo già a iniziare in autunno questa prova nell'allevamento. Soprattutto sarà interessante verificare post mortem le caratteristiche della carcassa e della carne di questi animali. Il progetto si articolerà nella sperimentazione produttiva di diverse varietà di canapa nella pianura veneta, adattandone le tecniche agronomiche e i processi di prima lavorazione, utilizzando le varietà meglio rispondenti alle caratteristiche ambientali. Il nostro ente è l'unico in Italia che si è sempre occupato di canapa, ancora prima che venisse bloccata negli anni 70. E abbiamo le uniche varietà registrate, per cui le varietà certificate che gli agricoltori possono coltivare liberamente. Abbiamo bisogno del supporto delle aziende sementiere, che purtroppo ancora manca, per cui abbiamo la potenzialità di offrire 8-9 varietà che si adattano perfettamente all'ambiente italiano, ma purtroppo rimangono un po' sacrificate perché non vengono moltiplicate.